Una riduzione del deficit sanitario passato dai 617 milioni di euro nel 2007 ai 27 milioni del 2011, una contrazione del 5,8% del costo del personale transitato dai 2,833 miliardi del 2007 ai 2,715 miliardi dello scorso anno. Sono i numeri della sanità siciliana emersi nel corso del Forum Mediterraneo in Sanità apertosi al Teatro Politeama di Palermo. Una 4 giorni con in calendario 36 convegni, 370 relatori, 60 stand allestiti e 3 ministeri coinvolti, salute, ambiente e coesione territoriale, un focus sul settore della sanità a 360 gradi per illustrare l'evoluzione e la criticità del comparto. In Sicilia, ha detto l'assessore regionale alla salute della Sicilia Massimo Russo, abbiamo applicato il metodo delle 3 R: regole, rigore, responsabilità e risultati. Noi oggi lanciamo la Sicilia anche come modello di riorganizzazione del sistema. Il discorso è molto chiaro: non ci sono più soldi, il finanziamento del sistema è affidato al PIL, il PIL decresce il finanziamento del sistema sanitario. C'è l'obbligo, c'è la grande sfida per le regioni di guardarsi al loro interno, di abbattere posizioni antieconomiche, rivedere il sistema. Sono sicuro che c'è un buon margine di recupero, ma questo non basta, deve essere uno sforzo collettivo anche da parte del governo. Bisogna poi guardare in senso lato alle politiche sanitarie, che non sono fatte soltanto dal sistema sanitario, sono fatte anche dagli altri settori. Noi in questo momento di crisi dobbiamo investire sulla prevenzione. Investire sulla prevenzione significa abbattere le malattie e dunque riducendo già a monte i costi del sistema. È ovvio che è un investimento a lungo scadenza, ma bisogna pure iniziare. Il piano di rientro è stato sostanzialmente una spending review rafforzata, si sono analizzate tutte le criticità del vecchio sistema, noi lo abbiamo addirittura messo da parte, ci siamo dati una legge con cui abbiamo creato il nuovo sistema sanitario che guardava ai costi, che guardava all'efficienza, ma che guardava soprattutto al paziente, alla sua relazione col medico, alla capacità del sistema di dargli le risposte dovute.